Un protocollo con la Guardia di Finanza per attività di formazione che possiamo estendere anche successivamente per quanto riguarda altri ambiti. È un metodo di lavoro che tra l'altro prende in considerazione anche l'istituzione di una cabina di regia che monitorerà protocollo per protocollo l'effettività di quanto scritto. Rafforzare la gestione dei fondi europei attraverso formazione, innovazione e collaborazione istituzionale è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo Balbi dal Presidente della Regione Veneto e dal Comandante regionale della Guardia di Finanza. Le istituzioni presenti a diverso titolo sul territorio devono collaborare per innalzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Questo significa risparmiare nella spesa pubblica e avere servizi migliori. L'accordo prevede la partecipazione congiunta a corsi, seminari e attività formative con strumenti innovativi come simulazioni operative. Le Fiamme Gialle potranno inoltre approfondire la gestione dei principali fondi europei, dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a quello Sociale Plus. Un occhio di riguardo anche per la gestione dei fondi che arrivano dall'Unione, agli investimenti che la Regione mette in atto e agli appalti di opere pubbliche, in un contesto sempre più appetibile per la criminalità organizzata. Il territorio veneto, essendo un territorio particolarmente ricco, sia per l'economia sviluppata tra le prime in Italia, se non addirittura in Europa, e anche per la presenza molto efficiente di istituzioni pubbliche che spendono in lavori pubblici molto, è chiaro che è un territorio che attira gli interessi criminali di organizzazioni che sotto il duplice profilo del riciclaggio del denaro che accumulano per le attività illecite che commettono oppure proprio per entrare nel sistema degli appalti pubblici cercano di essere presenti sul territorio. Devo dire però che la collaborazione delle istituzioni e una presenza attenta dell'autorità giudiziaria ci consente di contrastare efficacemente il tentativo. È una regione a rischio, io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e alla gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una Regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea.